Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Vivere tranquilli e soprattutto sentirsi al sicuro nelle proprie case. Questo quello che non accade sempre nella nostra regione, soprattutto quando ti entrano in casa, vieni minacciato, vieni picchiato per una rapina. Ci siamo salvate, ma siamo molto sotto shock e non abbiamo più voglia di rivivere questa cosa. La serata di terrore poteva sfociare da un momento all'altro in tragedia. Un'anziana di 89 anni, Palmira, e la figlia Marta Veronese sono state assalite da 4 uomini in tuta nera e passamontagna. I 4 banditi, urlando polizia, si sono materializzati in casa all'ora di cena. La violenza è iniziata quando la badante ha iniziato ad urlare. Colpita violentemente al volto con uno schiaffo, è stata subito immobilizzata e legata. Solo al citofono Marta, vedova di Enzo Busolin, storico titolare dell'Hotel Mirafiori, riesce a parlare. Sono passate poche ore dalla rapina e ripercorrere quei terribili istanti in preda ai 4 malviventi è come risvegliare un incubo. Non ci hanno ferito gravemente, ecco, perché poteva succedere anche quello. Avete preso tantissima paura. Sua madre come sta? Mia mamma sta abbastanza bene. Mia mamma non l'hanno toccata. Lei invece ha subito delle violenze? Mi hanno malmenato, ecco. Marta è costretta con la forza a guidare i rapinatori al piano di sopra per la razzia di gioielli e denaro, prima di essere a sua volta legata a mani e caviglie con fascette di plastica. Il bottino è incerto, ma potrebbe aggirarsi sui 50.000 euro. Una volta racimolato contanti e preziosi, i malviventi si sono dati alla fuga, anche perché nel frattempo un cellulare e il telefono di casa hanno cominciato a squillare. Le donne aspettavano delle amiche per il burraco. I banditi, pratici ed esperti, hanno parlato pochissimo per non dare nessun indizio. A pensarlo sono anche i vicini di casa. Sicuramente sono dei professionisti questi qua. 2 anni fa il furto lo avevano subito i parenti nell'abitazione adiacente. Fortunatamente dormivano. Però loro non sono accorti la mattina che erano entrati i ladri a rubare quello che va dietro. Ora i residenti di Via Calvi hanno paura. Alla sera è veramente aver paura a rimanere qua. I banditi, fuggendo dalla casa, hanno gridato Allah Akbar, anche qui, come credono gli inquirenti, per confondere le donne. Al suono del campanello, infine, la liberazione. Marta, legata a mani e piedi, riesce lo stesso a trascinarsi alla porta per aprirla alle amiche sopraggiunte per la partita a carte. Le donne, arrivando, avevano visto i 4 uomini in tuta nera correre lungo la strada. Avevano pensato a dei giovani che si allenavano. La caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine è tuttora in corso. Questa è una vicenda che preoccupa, ma ancora di più indigna. Una rapina che inquieta. Sì, diciamo che è sicuramente un fatto gravissimo, anche perché queste persone sicuramente, oltre che delinquenti, sono anche dei vigliacchi, perché picchiare delle persone anziane e indifese è proprio da vigliacchi, quindi io spero che presto vengano trovati, individuati e abbiano la giusta lezione che si meritano, perché legare una novantenne, quasi novantenne, picchiare una signora di una certa età, una badante, colpirla al volto con dei colpi, cioè è veramente un atto da ville in 4 persone, quindi già la rapina in se stessa ovviamente è molto grave, però la violenza fatta soprattutto con persone deboli e indifese così è proprio da vigliacchi. Per 3.500 persone la domenica non sarà come tutte le altre, stiamo parlando di chi dovrà essere evacuato, appunto 3.500 persone nella zona vicino alla bomba da disinnescare, rendere inoffensiva a Mestre. Conto alla rovescia per il Bomba Day. Domani verrà fatto brillare l'ordigno bellico ritrovato qui in via Ferraris a Marghera. La città resterà isolata dalle 6 alle 13. 3.500 persone saranno evacuate per permettere lo svolgimento delle operazioni di rimozione dell'ordigno d'aereo della Seconda Guerra Mondiale di 500 libbre. Saranno impegnate le forze dell'ordine a 360 gradi, la protezione civile, l'esercito, la marina militare.
Anche la parrocchia di San Giuseppe di Mestre sarà evacuata. La chiesa si trova infatti nel raggio di 1800 metri dal punto di disinnesco dell'ordigno. Il parroco Don Bonazza ha avvertito i fedeli che non saranno celebrate le messe della mattinata, mentre è stata organizzata la celebrazione domenicale alle 9:30 all'interno del Palasport Taliercio, punto di raccolta. Preoccupazione c'è, però so che saranno in grado di fare il loro lavoro e bisogna anche non fare allarmismi eccessivi, secondo me. Penso che sia cosa sicura, insomma. Da quello che ci dicono non c'è nessun problema, quindi stiamo tranquilli, anche perché è meglio così. Dalle 6 alle 7 sarà attivo un servizio navetta ogni 5 minuti da Viale San Marco al Palasport Taliercio. Dalle 7:30 sarà interrotta la circolazione ferroviaria nel tratto tra la stazione di Venezia Santa Lucia e la stazione di Venezia Mestre. Dalle 8:30 alle 12:30 ci sarà il divieto di sorvolo. Il brillamento è previsto intorno alle 17:30 in mare aperto. Tutte le fasi dello stato d'emergenza verranno comunicate in diretta dalla centrale operativa territoriale sul sito del Comune di Venezia e sui canali social Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. Ebbene, non abbiamo aperto con il coronavirus, volutamente non abbiamo aperto con il coronavirus proprio per non generare un eccessivo allarme, anche se la serietà ci dice che ci sono tante cose da fare. A Treviso, per esempio, è stato revocato l'isolamento domiciliare precauzionale in merito a 2 casi seguiti nei giorni scorsi nella Marca, già definiti non sospetti, un'imprenditrice di 50 anni e un bimbo di 4 anni. Per la donna, che aveva manifestato un quadro febbrile in assenza però di problemi respiratori, è giunto oggi pomeriggio l'ok dell'Istituto Spallanzani di Roma con l'esito negativo per il coronavirus. Il caso quindi è chiuso. Per il bambino l'evoluzione del quadro clinico ha consentito di riclassificarlo come asintomatico e dunque non più necessitante isolamento domiciliare. Restano anche negativi invece gli esami sul dipendente dell'albergo di Verona, che ha avuto contatti con la coppia cinese ricoverata a Roma appunto per il coronavirus, e sempre a Verona si registra l'unico caso sospetto in Veneto, sospetto quindi da accertare. I test per ora però sono negativi. La situazione attualmente è assolutamente tranquilla, non abbiamo casi. Avevamo un caso sospetto segnalato che è stato valutato con l'invio dei tamponi allo Spallanzani e l'esito è negativo. Non ha sviluppato coronavirus, l'unico caso sospetto registrato in Veneto. Si tratta di un brasiliano rientrato nel Veronese dopo un mese di permanenza in Cina. Per essere definito sospetto, ai fini dell'attivazione del protocollo sanitario, un soggetto non solo deve arrivare dalla Cina, ma presentare febbre superiore o uguale a 38 e dispnea, ovvero respirazione alterata e sofferente. In ogni caso le strutture sanitarie del Veneto stanno monitorando una casistica molto variegata e che riguarda anche persone rientrate sì dalla Cina, ma con malesseri generali e lievi. Comunque in questo momento abbiamo anche, se la persona che presenta il criterio epidemiologico non ha proprio tutti i sintomi, comunque viene presa in carico e valutata singolarmente se può o meno rientrare nella definizione di caso sospetto. E tra questi casi rientra il dipendente dell'albergo di Verona che ha avuto contatti con la coppia di turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma per il coronavirus. Prima di raggiungere la capitale, la coppia aveva soggiornato nella città scaligera il 23 e 24 gennaio. Questa persona sta bene e comunque per 14 giorni dall'esposizione, quindi ne sono già passati 7, naturalmente controllerà la temperatura, se ha dei sintomi si rivolge subito ai sanitari. Più in generale restano i consigli di sempre, utili anche per l'influenza stagionale, come lavarsi le mani o evitare luoghi chiusi e affollati. Certo, proprio la concomitanza con il virus di stagione non aiuta. È chiaro che si va ad accavallare con l'influenza tradizionale che avrà il prossimo picco nei prossimi 10 giorni. Massima attenzione, massima allerta, i medici di medicina generale sono informati e saranno loro eventualmente a indirizzare le persone. E qui che si vede insomma anche la preparazione delle strutture e delle autorità proprio per avere grande attenzione nel caso di allarme come questo, ma anche per evitare la psicosi, raccomandazione che fa anche il governatore Zaia. In assenza di sintomi e di temperatura corporea le linee, le direttive che ci sono non sono assolutamente corrispondenti al fatto di dover chiudere scuole o allontanare i bambini.
Questo il contenuto della circolare ministeriale che sarà diffusa nelle prossime ore e che il governatore Zaia ha anticipato nel fare il punto dell'emergenza coronavirus accanto ai direttori generali delle ULSS regionali. Sono tanti anche in Veneto i genitori che non si fidano a mandare i figli a scuola, soprattutto se in classe ci sono compagni cinesi rientrati dalla Cina dopo il Capodanno, in assenza di sintomi come febbre o problemi respiratori, quindi nessuna preclusione, le scuole venete devono accogliere tutti. Nei giorni dell'emergenza planetaria la Regione lancia così un duplice messaggio: no alla psicosi, ma allerta massima sul fronte della prevenzione con una vera e propria task force. La sanità c'è la sanità, abbiamo un'organizzazione tale per cui siamo in grado di affrontare anche questa novità di questo coronavirus, in virtù del fatto che in passato abbiamo fatto scelte organizzative che oggi ci permettono di dire che la task force funziona e che gli hub provinciali, gli ospedali provinciali hanno il reparto di malattie infettive che entra assolutamente in questa organizzazione. Lo stesso Zaia è in contatto con il commissario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli, che collegato al telefono si è concentrato sull'organizzazione di ponti aerei anche per il rientro dei veneti ora in Cina, un numero che non è al momento quantificabile. L'idea dei ponti aerei è un'idea che io ho subito ricordato al Presidente Conte e al Ministro della Salute che era qui, Speranza. E all'emergenza sanitaria si aggiungono anche i timori per l'economia, vale per le imprese venete che hanno interessi in Cina e a maggior ragione per Venezia, dove cresce la paura di un crollo delle presenze per il carnevale. Dopo l'alluvione, ad esempio, Venezia rischia di subire un ulteriore arresto anche con questa partita. La lunga direzione che il Partito Democratico ha fatto in sede regionale per scegliere il candidato che dovrà sfidare Luca Zaia non ha ancora portato un nome, i tempi dicono insomma entro 10 giorni. Ancora 10 giorni di tempo, la notizia potrebbe arrivare per San Valentino, un unico candidato, espressione di tutto un centro-sinistra innamorato, ma non si escludono nemmeno le primarie. Lunga direzione del Partito Democratico venerdì sera a Padova per definire l'ultimo tratto del percorso verso la scelta del nome da contrapporre a Luca Zaia. La soddisfazione principale è che il partito ha deciso che serva un'unità di intenti al proprio interno, quindi tutti insieme decideremo nei prossimi giorni, attraverso un percorso condiviso, chi sarà il candidato presidente, non escludendo a priori nemmeno le primarie. La volontà è quella di arrivare ad una scelta condivisa, tuttavia lo spettro delle primarie incombe, primarie che di sicuro non sono molto gradite ad Arturo Lorenzoni, espressione delle civiche del Veneto che vogliamo e nome più papabile del centro-sinistra. Io spero che l'auspicio dell'unità che io ho già cercato di raccogliere all'interno del mio partito e che poi deve diventare, se mi passate il termine, il mantra per mettere assieme anche le altre forze del centro-sinistra, sappia guidarci tutti assieme per trovare in maniera condivisa un candidato. Qui l'importante è avere un progetto alternativo. Chi poi impersonifica come prima persona il progetto stesso è importante ma secondario. Di fatto questi ultimi 10 giorni serviranno al PD per capire se non ci possa essere anche un esponente di partito spendibile da contrapporre ad un civico per le eventuali primarie. Quel che è certo, dice Bisato, è la volontà di un programma unitario. Siccome il progetto è importante, la persona è significativa ma è come dire, conseguente al progetto stesso. Quindi non escludo a priori che possa esserci una sintesi su un candidato che non è del Partito Democratico. L'importante è che in maniera paritetica tutti pongano sul tavolo indicazioni e ci si confronti. Insomma, primarie che dovevano essere assolutamente evitate per non disperdere forze, tafazianamente si ripresentano, insomma è una costante. Per quanto riguarda invece le sardine, non c'è virgola che facciano che non muova critiche o attenzione dall'altra parte. Se poi unite sardine e Benetton e le mettete sui social, si salvi chi può. È bastata una foto pubblicata sul profilo Facebook di Fabbrica, l'officina creativa fondata da Luciano Benettone ed Oliviero Toscani, a scatenare la bufera politica, già perché i 4 giovani visitatori immortalati nel giardino della Villa Catena di Villorba sono i 4 fondatori del Movimento delle Sardine. I primi a scatenarsi sono i 5 Stelle. Vanno in pellegrinaggio dai Benetton, noi certi mondi li abbiamo sempre combattuti, scrive il viceministro Stefano Buffagni. Seguono a ruota Giorgia Meloni, le sardine
Sardine alla corte di Luciano Benetton, capo della famiglia che controlla Atlantia ed Autostrade. Finisce nel ridicolo la favola del movimento popolare spontaneo e alternativo ai poteri forti, twitta la presidente di Fratelli d'Italia. Ironico il governatore Toti. Sarà divertente il momento in cui il Movimento 5 Stelle farà l'alleanza con il PD e le sardine in Liguria. Sardine in posa con il signor Benetton, il capo della famiglia che controlla Autostrade ed Atlantia, al centro del dibattito sulla revoca delle concessioni. Non abbiamo pensato che quella foto sarebbe stata strumentalizzata per associare le sardine ai poteri forti, ribattono i 4 giovani fondatori delle sardine. Siamo andati a visitare Fabbrica, un centro di formazione per giovani comunicatori che ospita ragazzi e ragazze da tutto il mondo, mettendo a disposizione borse di studio e lavoro. Quando i ragazzi ci hanno chiesto di fare una foto di gruppo ci è sembrata una richiesta legittima, scrivono, ed il polverone politico si solleva anche a Treviso. La famiglia Benetton è libera di incontrare chi vuole, però non venga fuori che oggi si sono incontrati 4 giovani talentuosi e basta. Quello delle sardine è un movimento politico, specie dopo quello che è successo in Emilia-Romagna, bisogna dire quello che è. Io non sono neanche contrario alla cosa, visto che le sardine hanno passato mesi e mesi a incontrarsi in piazza per urlare il loro odio contro Salvini, contro la Lega, contro la destra. Magari adesso, dopo l'incontro in un'azienda con il mercato del lavoro, avranno anche elaborato qualche tema da proporre all'Italia. Non ci vedo nulla di male, è un incontro in una delle più importanti realtà italiane ed europee delle arti, della comunicazione, design, e che riesce ad attrarre cervelli da tutta Europa, e quindi penso che sia stato un incontro positivo. Poi dopo, se è passato Luciano Benetton per conoscerli, secondo me va a confermare l'interesse del signor Benetton verso le nuove generazioni, verso le nuove forme di politica contemporanea. Dopo la pausa, tra l'altro, torniamo a parlare di furti e rapine. La fiaccolata in difesa di Don Marino ad Albignasego nell'Interland padovano ha coinvolto anche la Pedemontana, stiamo parlando di Laverda in particolare, dove sono emerse nuove accuse da parte dell'ex parroco e cose che già insomma erano passate al vaglio della magistratura, ma di fatto non avevano portato ad alcun provvedimento. Il nostro Don Marino. Una fiaccolata silenziosa partita dal sagrato della chiesa di San Lorenzo di Albignasego, che si è snodata lungo le strade del quartiere. Eccoli i parrocchiani di Don Marino, i fedeli che lo ascoltavano dai banchi della chiesa tutte le domeniche e che ora non hanno voluto fargli mancare il sostegno in questo periodo difficile. Per stare vicino a Don Marino, che per noi ha fatto molto, e con il cuore vogliamo dirgli che ci siamo, che siamo con lui. Noi crediamo in tutto quello che Don Marino ha fatto in questi anni e siamo con lui fino alla fine. Don Marino non meritava arrivare a questo punto. La manifestazione è perché la comunità, la parrocchia ha bisogno di esprimere il proprio affetto a Don Marino, e noi con questa veglia silenziosa speriamo che possa essere un segnale che la maggioranza di noi rivuole Don Marino con noi. Pro Don Marino e né contro la curia né contro le famiglie che sono state coinvolte, diciamo, dai suoi presunti atteggiamenti poco laicali. Per questo intendo ribadire, manifestazione pacifica. Don Marino sta affrontando un procedimento canonico per presunti comportamenti non consoni al celibato, ovvero la diocesi di Padova sta verificando una presunta relazione con una parrocchiana. Ma sono tanti i fedeli e gli amici che non ci credono e lo dimostrano con oltre 300 fiaccole accese tenute in mano. Sono arrivati perfino in pullman da Laverda e Mura, parrocchia vicentina dove Don Marino aveva prestato servizio prima di arrivare ad Albignasego. Siamo qui a difendere un amico del nostro paese, dove ha fatto il parco prima, e anche un amico di molti altri. Siamo qui per difenderlo. Lei da dove viene? Da Laverda, siamo amici di Don Marino. Lei non crede in quello che dicono? Certamente non crediamo, siamo convinti anzi. Da dove viene? Laverda Mure. E perché siete qua stasera? Beh, per essere vicino a Don Marino. Voi
non credete in quello che dicono? Beh, non posso rispondere in questo momento. Intanto nelle scorse ore Don Marino è stato ascoltato in procura dopo la sua denuncia della presenza di preti pedofili all'interno della diocesi padovana. Il sacerdote però avrebbe fornito solo informazioni generiche senza indicare nomi e luoghi. Solo in un caso sarebbe stato un po' più dettagliato. Sarebbe avvenuto nel 2004, dunque già abbondantemente prescritto per i tempi della legge, e riguarderebbe il Vicentino e proprio la parrocchia di Laver de Mura, dove Don Marino era stato chiamato per sostituire un parroco che si sarebbe macchiato di pedofilia. La procura di Vicenza aveva già indagato sull'episodio senza trovare riscontri e così l'inchiesta potrebbe avviarsi verso l'archiviazione. Il sindaco di Solesino fa sapere ai ladri che se entrano in casa sua usciranno solo sdraiati. Se un ladro entra in casa nostra in piedi dovrebbe sapere che potrebbe uscirne steso. Non usa mezzi termini il sindaco di Solesino Elvi Bentani e con questa frase chiude un lungo messaggio su Facebook con il quale avverte da un lato i cittadini di controllare le case e dall'altro i ladri delle conseguenze che potrebbero patire in caso di incursioni nelle abitazioni. Il comune di Solesino nella Bassa Padovana nell'ultimo periodo è stato bersagliato dai furti e così il primo cittadino, non nuovo ad espressioni colorite ed azioni eclatanti come la decisione di dotare i vigili di pistole semiautomatiche e giubbotti antiproiettili, ha deciso di inviare un chiaro messaggio molto forte. Bentani ha chiesto ai suoi concittadini massima attenzione e collaborazione, segnalando auto sospette e cercando se possibile di fornire le targhe ai carabinieri e ai vigili, che così potranno intervenire prontamente per sventare i furti. Ma l'avvertimento finale lo riserva proprio ai malintenzionati. Secondo il sindaco, infatti, non dovrebbe esistere eccesso di legittima difesa. Intanto, anche se espulso, il rapinatore che aveva colpito alcuni giorni fa una tabaccheria in pieno centro a Padova è stato già liberato. Quando ha visto entrare il questore nella sua tabaccheria, di certo non si aspettava di ricevere tale notizia. Alessandro, il tabaccaio del centro storico rapinato giovedì mattina, ha saputo proprio dalla voce di Paolo Fassari, questore di Padova, che il tunisino che lo aveva derubato e minacciato di morte è stato espulso dal territorio italiano. L'ufficio immigrazione di Padova infatti ha emesso un provvedimento di espulsione con accompagnamento al CIE di Macomere in provincia di Nuoro nei confronti di Uertani Bilel, autore della rapina e della fuga rocambolesca durante la quale ha aggredito anche i poliziotti. Lo straniero, che dopo l'arresto era già stato scarcerato con divieto di dimora in città, è stato rintracciato e accompagnato dagli agenti all'aeroporto di Venezia, dove è stato imbarcato su un aereo destinato in Sardegna al centro di permanenza. La questura, dopo la violenta rapina, aveva avviato subito l'iter amministrativo dell'espulsione. Il questore Fassari ha voluto informare per primo il titolare della tabaccheria, recandosi personalmente nel negozio di Alessandro, visibilmente felice per la notizia ricevuta. Ladri, furti che sono una banalità della cronaca, lo ripetiamo sempre, finché invece questa banalità ti entra in casa tua e magari ti ruba i soldi messi via per il matrimonio. È molto dura, tutto sommato. Scusi. Non riesce a trattenere le lacrime raccontando ciò che le è successo. Carol Lerime vive con il compagno in un appartamento a Canizzano. Nel tardo pomeriggio di ieri, mentre erano entrambi fuori, la casa è stata visitata dai ladri. A fare la brutta scoperta è proprio Carol, di rientro all'ora di cena. Il primo sospetto sulla porta d'ingresso, trovata chiusa ma senza mandate. Poi dentro la vista del caos e l'assenza di un paio di salvadanai spariti dalla cucina. Subito appena arrivata ho suonato il mio vicino di casa che mi ha aiutato a entrare perché da sola non me la sentivo e abbiamo visto. Dopo la fatalità è arrivata la vicina di casa, l'altra, e insieme siamo andati in punto a vedere dove erano arrivati. Mobili e cassetti aperti, indumenti e oggetti personali sparsi ovunque. Nei progetti dei due giovani, 23 anni lei, 25 lui, anche le nozze, già fissate per il prossimo giugno. In casa quindi anche soldi in contanti per far fronte alle varie spese in vista del matrimonio, finiti anch'essi nel bottino dei ladri. Hanno portato via 2 anelli, un braccialetto, poi qualche soldino perché fatalità appunto ci sposiamo qua a giugno e dovevamo pagare qualcuno, 2 giubbotti, ci hanno aperto la porta del balcone dietro perché fatalità della stanzina sono entrati dal terrazzo. Le impronte sul muro indicano la via seguita dai ladri che si sono arrampicati servendosi dei tubi del gas. Dal terrazzo sono entrati in casa scardinando gli scuri e la porta finestra. Oltre ai danni materiali e ai soldi per il matrimonio, la violazione della propria intimità. Quando si prova sulla propria pelle
proprio devastante, molto psicologicamente soprattutto, anche non è più per che hanno ribaltato tutto, è più per le cose personali che hanno portato via, quello sì, tantissimo. Dopo la pausa, dopo anche le materie che arriveranno per la maturità, sentiamo quali sono i sentimenti degli studenti.